Know yourself, know the customer, innovate yourself. Web portal dedicated to Friuli Venezia Giulia with 4 video news events and 2 live streams with connected guests. Sections dedicated to the customer. As this is a channel with a precise target, it is growing thanks to the upcoming innovation linked to the enhancement of new digital transmission technologies on the web. The editorial project is made up by professionals with their own studios in Udine and Pordenone to create customized programs as well. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Su richiesta del SORES, la Sala Operativa Regionale dell'Emergenza Sanitaria, 6 vigili del fuoco abilitati al soccorso su neve e valanghe sono intervenuti assieme al personale del soccorso alpino sul monte Zoncolan, nel canalone versante Ravascletto, per una slavina che avrebbe potuto coinvolgere un gruppo di escursionisti, secondo le prime informazioni. I vigili del fuoco e il personale del soccorso alpino hanno raggiunto il luogo dell'intervento utilizzando la cabinovia che da Ravascletto sale verso il monte Zoncolan, aperta e messa a disposizione dalla società che gestisce gli impianti di risalita regionali Promoturismo FVG. I proprietari delle automobili presenti sul piazzale sono stati tutti contattati. Si è proceduto comunque alla bonifica della messa in sicurezza della neve, che ha un fronte di un'ottantina di metri, presume almeno di un centinaio la lunghezza. La scarsa visibilità non ha consentito una valutazione precisa del distacco, ma come abbiamo precisato non ci sono per fortuna persone coinvolte. Come annunciato dalle previsioni in corso, una nuova ondata di maltempo sul Friuli Venezia Giulia, pioggia su pianura e costa, abbondanti nevicate dalla notte scorsa, soprattutto in Carnia, Alpi Giulia e Prealpi. Il vento moderato e sostenuto da sud-ovest. Per quanto riguarda la viabilità, rimangono chiuse al traffico la strada regionale del Lumiei in comune di Ampezzo, della Barracolana nei comuni di Chiusaforte e Tarvisio e nei tratti delle regionali Arauscedo e Cordenons. La Protezione Civile segnala uno smottamento ad attimi sulla strada verso Borgo Pecol, dove un intervento è già stato messo in atto questa mattina, e uno a Tarcento lungo la strada verso Ucea, in località Molinis, situazione risolta nel primo pomeriggio. Il sindaco di Chiusaforte, viste le consistenti nevicate in quota a scopo precauzionale per rischio valanghe sul monte Poviz, ha disposto l'evacuazione di 5 persone nella frazione di Sella Nevea. Sotto osservazione i principali corsi d'acqua della regione, per le previste piene, per ora tutto sotto controllo. Mentre nel Collinare, nella Bassa Friulana, alcuni interventi da parte dei vigili del fuoco e tecnici della distribuzione dell'energia elettrica per blackout e principi di incendi agli impianti. Ora il monitoraggio è sulla montagna, dove, come detto, da ieri sera sta nevicando abbondantemente. Situazioni critiche, come detto, su tutto l'arco alpino, con accumuli di neve che si sono ripetuti come la volta scorsa e vanno ad aggiungersi alle già abbondanti nevicate che si sono materializzate tra Capodanno e l'Epifania. Una lite nata per futili motivi all'interno del focolare domestico per poco poteva trasformarsi in tragedia.
È accaduto poco dopo mezzanotte a San Giovanni a Natisone. Secondo una prima ricostruzione, la coppia, lui friulano e lei di origine sudamericana, molto più giovane di lui, si sono affrontati a muso duro. Poi, una volta superato il punto di non ritorno, sono spuntati due coltelli da cucina. Nella colluttazione, sempre secondo il resoconto fatto dagli inquirenti, entrambi sono rimasti lievemente feriti. Sono stati i vicini di casa ad allertare i soccorsi attraverso il numero unico di emergenza 112. Sul posto è giunta celermente un'ambulanza partita dal punto di primo soccorso dell'ex ospedale di Cormons, assieme ai carabinieri della stazione di Manzano e ai colleghi del Norma di Palmanova. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso della città stellata, dove è stato medicato e subito dimesso per far rientro tra le proprie mura domestiche. Solo piccole scoriazioni medicate sul posto per lei. Nessuno dei due è stato denunciato, ma la vicenda avrà un probabile strascico giudiziario nei luoghi competenti. Conosci te stesso, conosci il cliente. Innova! Portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia, con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso, in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale. Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy.